Sì, il consorzio deve dare delle risposte, deve comunque essere anche di aiuto, di supporto al territorio e lo fa con due eccellenze, la LIT in primis, che è una struttura che aiuta tante persone che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di supporto medico e lo fa da tanti anni con uno staff di grandi professionisti in uno spazio che qui a Treviso è uno spazio importante, pensato anche per il futuro, e qui bisogna dare atto al dottor Gava che ha fatto un lavoro straordinario. E lo fa anche con la società Indomita 21 che ha fra le proprie linee 200 ragazzi che tutti i giorni vanno lì a fare calcio, a fare sport e anche questo credo che sia un qualcosa di sociale importante che fa sì che i ragazzi abbiano degli obiettivi, abbiano delle passioni e che questo evita magari che si vada a fare cose sbagliate. Perciò supportiamo giustamente queste strutture, queste società, perché credo che sia un ruolo doveroso da parte nostra, ma anche un piacere farlo, perché quando si vedono persone che si impegnano e che fanno del bene al territorio bisogna assolutamente supportarle.